Domani la Pro Favara si reca a Caltanissetta per l'incontro della quinta giornata del campionato di eccellenza Girone A. Sarà una squadra purtroppo rimaneggiata per le almeno 4 defezioni importanti che costringono mister Catalano a cambiare formazione, ovvero l'infortunio di Lupo dopo l'incidente avuto durante la partita e la mazzata del giudice sportivo che mette fuori De Luca, Miano e Marino. Una Pro Favara forse anche un po' delusa e amareggiata per i comportamenti arbitrali, come abbiamo avuto modo anche di constatare e di vedere con i comunicati ufficiali o meno della società e con la grande lamentela da parte della tifoseria di Favara che vede proprio penalizzata dalla terna arbitrale almeno in 2-3 partite. Non demorde comunque mister Catalano questa mattina il consueto e normale allenamento di rifinitura per preparare la partita di domani con la Nissa. Sentiamo proprio mister Catalano. Una squadra che ha una rosa abbastanza ampia, sicuramente sostituiremo gli assenti in maniera dignitosa come abbiamo sempre fatto. Sappiamo che abbiamo una partita difficile, una partita importante per noi e cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi. Oggi come al solito l'allenamento di rifinitura, che segnali hanno dato i ragazzi? Di sconforto o di ripresa? Ma nessun sconforto, i ragazzi stanno bene, si allenano abbastanza bene con grande serenità, con grande spirito di sacrificio, c'è sempre l'aria positiva, quindi sappiamo che le defezioni durante la stagione possono succedere, è vero che sono successe tutte in una settimana, però dobbiamo essere abbastanza forti di sopperire alle assenze e continuare il nostro percorso. Superiamo quelle che sono insomma le difficoltà a volte tecniche, superiamo quelle che sono le difficoltà normali di mali di stagioni o di infortuni. È un po' più difficile superare le difficoltà che vengono dall'esterno, però insomma la squadra è ancora viva, siamo al 3° posto meritatamente e proseguiamo. Assolutamente, noi dobbiamo continuare quello che abbiamo fatto fino adesso, a prescindere dalle definizioni, a prescindere da tutto quello che succede all'esterno, a noi non riguarda, noi dobbiamo pensare a lavorare, dobbiamo pensare ad affrontare le partite come abbiamo sempre fatto e sappiamo, come ho detto prima, che domani sarà una partita difficile, una squadra che ha cambiato tanto rispetto al girone d'andata e dobbiamo andare lì col piglio giusto per affrontare una partita veramente con grande difficoltà, però sappiamo che abbiamo bisogno di portare a casa un risultato positivo. In questa settimana hai avuto modo di osservare la Nissa, la conoscevi già, sai che squadra vai a trovare? Sì, l'ho osservata, ho visto qualche partita, ha cambiato tanto anche in diversi uomini rispetto, come ho detto, al girone d'andata, ha cambiato anche modulo, allenatore, insomma sicuramente troveremo una squadra che ultimamente sta facendo anche abbastanza bene, viene da una vittoria fuori casa e quindi avrà grande entusiasmo giocando in casa, però noi sappiamo le difficoltà che ci sono, però dobbiamo essere bravi ad affrontarli. Un'ultima battuta, ti aspettavi il sorpasso dell'Enna? Ma sono sempre lì punto a punto, il campionato è ancora lungo, è normale che può anche scivolare e perdere qualche punto per strada, l'ha perso l'Agrea, se può succedere che lo perde anche l'Enna, però secondo me fino alla fine si daranno battaglia.